al mio casting, Joseph Buda, Claudia, è stato un casting, e poi Budapest Giovanni Cirozzi e Pasquale Plastico che è a Berlino e vi saluta e ci saluta. Bene. A questo punto io devo far parlare appunto Certo. Carlo Verdone. Io mi sento come i Maneskin quando hanno suonato prima dei Rolling Stones. Questa è la sensazione che provo. Carlo Verdone, protagonista, regista coadiuvato da un altro regista, perché insomma fare tutte e 10 le puntate è un suicidio, quindi dovevo avere accanto a me un ragazzo, un regista bravo, quindi in Valerio Vestoso ho trovato veramente una persona con la quale andavo perfettamente d'accordo, ha un bel gusto dell'inquadratura, siamo suddivisi i compiti, io guardavo più gli attori, lui guardava la geometria delle riprese, ma però ci siamo sempre consultati ogni giorno, quindi è stato un rapporto veramente ottimo, quindi è cosa molto rara. Allora, questa seconda stagione l'ho presa con una certa paura, perché far meglio della prima era un'impresa pericolosa. In genere i numeri 2 vengono sempre peggio dei numeri 1, però con gli sceneggiatori ci siamo messi in testa di strutturarla in maniera più solida, creare dei colpi di scena e più che altro c'è un tono autobiografico più forte qua rispetto alla prima, perché nella prima, in fin dei conti, ero uno prestato alla politica che doveva diventare forse sindaco di Roma. Qua invece è tutto più autobiografico, perché qua sono io che voglio fare il mio film d'autore tratto da un mio racconto del libro La carezza della memoria, Maria F. il racconto, quindi si parla molto di me, di come intendo farlo, la difficoltà di mettere su questo film, però contemporaneamente, oltre al fatto che tutto gira intorno al piccolo 8,5, diciamo così, di Carlo Verdone, che sarebbe questa Maria F., c'è tutta una serie di personaggi che mi girano attorno, che hanno una storia loro privata, quindi l'abbiamo arricchito approfondendo i personaggi che mi stanno accanto. San Giovanni è stata una sorpresa, perché io gliel'ho detto anche a lui, inizialmente ero dubbioso, avevo paura, dico, ma questo ragazzo viene dal mondo della musica, sarà in grado, così diverso da me, di Vicenza, non romano. In realtà è una scelta del produttore della serie, Cantalupo, che praticamente dice: no, mia figlia mi ha detto che questo San Giovanni qua c'ha l'ira al dio dei followers, dei like, cose. Guarda, rincontralo, perché a me mi servono i giovani, se vede qualcosa in questo, no, dico, non si vede niente tra me e Maria F. Ma si ride? No, non si ride, è una storia romantica, una storia poetica, ma con romanticismo non si incassa niente. C'è uno che mi porta ai giovani, e quindi in maniera sbagliata, come pensano molti, si sceglie San Giovanni per fare il ruolo di Carlo Verdone giovane. San Giovanni si è comportato non benissimo, ha preso le misure durante la prima settimana, poi a un certo punto ho visto che si è completamente adeguato un po' ai nostri ritmi e tutto, ed è stato se stesso, non si è fatto tanti problemi, ha recitato con grande coraggio, mettendo in campo se stesso, con le sue timidezze, i suoi silenzi, i suoi momenti di riflessione, anche le sue malinconie e anche le sue stranezze certe volte, però era vero, quindi chi l'ha visto ha fatto molti complimenti, ma io stesso e Valerio, quando abbiamo visto il montato, cioè molto sorpreso, quindi è stata una grande... E poi che dire degli altri, sono stati tutti veramente... Io devo ringraziare veramente molto il cast che tu hai avuto, perché uno può essere bravo quanto ti pare, però se non funzionano le altre pedine non succede niente. E loro sono stati altamente professionali, altamente collaborativi, e poi si sono divertiti. Io cerco sempre di mettere una bella atmosfera, di imprimere una bella atmosfera sul mio set, perché è il punto di partenza di un lavoro corale fatto bene, senza urla, senza cose, dove
ci si aiuta, ci si diverte pur nella fatica, perché le serie sono molto molto faticose. Io sono molto fiducioso, perché alla fine, quando l'ho vista per intero, ho detto dai, forse qua ce l'abbiamo fatta. Per quel che riguarda la situazione del cinema, la situazione del cinema la vedete tutti i giorni. Io ho il Cinedel ogni mattina, controllo, e stiamo sempre là, stiamo sempre là, stiamo sempre là. Ci abbiamo Barbie e ci abbiamo Oppenheimer, e non è che cambia qualcosa. C'è qualche film italiano che tenta qualcosa in più, però più di tanto non ce la fa. E interroghiamoci su questo, non facciamoci troppe masturbazioni, perché, per quale motivo non si prendono gli attori italiani nei film americani, che prendono un personaggio italiano, le cose. Queste sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. Ha risposto bene Sofia Coppola quando ha detto: il regista è l'artefice del film, quindi è lui l'autore, quindi, e deve scegliere lui l'autore. Quindi se Mann ha scelto Adam Driver, deve essere così. Poi che dirvi, non lo so, non so che cosa manca. Hanno chiuso tanti cinema, troppi. Poi è vero che il cinema si è risollevato, sì, si è risollevato, ma grazie a 2 film che riconosciamo, 2, 3 film che ci sono stati, sono quelli che l'hanno in qualche modo. Allora bisogna riflettere tutti noi, non su problemini stupidi, ma su che cosa manca veramente al cinema italiano, cos'è che manca, c'è qualcosa nella scrittura, c'è qualcosa, vogliono altri attori, vogliono novità, vogliono che si azzardi. Io ormai la mia carriera l'ho fatta, insomma, io parlo degli altri. È un grande punto interrogativo, non so che cosa succederà, però i risultati certamente mi impensieriscono, perché vedo soltanto che ci stanno sempre i film o dell'horror o delle cose, sempre i film americani di grosso costo, che sono sempre quelli, sono sempre 3-4 pellicole, il resto fatica moltissimo. Non so che cosa dirle. Io mi auguro di tutto cuore che si riprenda, ma si deve riprendere probabilmente nella scrittura qualcosa, si deve cambiare qualcosa nella scrittura, avere un'ottica differente, non lo so, adesso non mi posso mettere a dare dei consigli e dei pareri.